Allora, un ringraziamento a tutti voi per la partecipazione a questo incontro tecnico-giuridico sugli spazi confinati e un particolare ringraziamento ai relatori che mi affiancano e che ci regaleranno sicuramente una mattinata di sapere, quel sapere che è fondamentale per una cultura della sicurezza intesa come abitudine a operare in sicurezza, che spesso manca negli ambienti di lavoro, come possiamo constatare molto spesso in molte occasioni. Quel sapere che è necessario per approfondire una tematica che è quella dell'ingegneria forense della sicurezza, che è una terminologia a me particolarmente cara, nel senso che oramai è necessario operare nei luoghi di lavoro tenendo presenti sempre gli aspetti tecnici ma anche quelli giuridici. Aspetti giuridici che ci permettono di approfondire la materia e di conoscere quali sono anche le responsabilità delle varie figure che sono introdotte o che sono state introdotte dalla legislazione vigente. Ma quel sapere che permette anche a un consulente in tema di sicurezza di conoscere le problematiche e quindi individuare e valutare correttamente i rischi che ci sono in un ambiente di lavoro. E quando parliamo di individuazione dei rischi è forse il tema più critico. È il tema più critico perché questo lo vediamo poi quando ci sono i processi, purtroppo, perché derivano sempre da infortuni e quindi è sempre un evento che nessuno di noi si augura, ma è esperienza di tutti noi vedere che poi la criticità anche a livello di difesa, come poi i relatori ci illustreranno, è sempre quella di individuare correttamente i rischi. L'individuazione dei rischi è la fase più critica. Dimenticarsi un rischio, non valutarlo e non adottare le relative misure di sicurezza comporta sempre una responsabilità. E indubbiamente, penso anche per voi come lo è per noi, individuare correttamente tutti i rischi è effettivamente una sfida. È una sfida che ci dovrebbe però far riflettere su come elaborare i documenti di valutazione dei rischi. Molto spesso un documento di valutazione dei rischi viene fatto, viene anche stampato e poi rimane lì, carta ferma, per molto tempo. Un documento invece deve essere qualcosa che matura nel tempo e che si evolve e che deve essere integrato, modificato con una frequenza molto importante, perché altrimenti rischiamo, se lo valutiamo in un solo momento, di dimenticarci o di non individuare qualche rischio che naturalmente comporta poi potrebbe comportare come conseguenza un infortunio. Parlarvi di dati lo fanno abbastanza spesso ormai anche i quotidiani e i giornali, ma i dati infortunistici tutti noi li conosciamo. Quel che secondo me ci deve far riflettere è che negli ultimi 10 anni i dati, soprattutto riguardo gli infortuni mortali, non sono diminuiti, non sono variati. Ogni anno assistiamo a una percentuale in discesa, in ascesa, in riduzione, in un aumento di qualche percentuale. Fatto sta che circa ogni anno muoiono 1 migliaio di persone negli ambienti di lavoro. Questo è un dato che ci deve far riflettere, non diminuisce. Abbiamo una leggera riduzione negli ultimi anni degli infortuni in generale, ma non sicuramente degli infortuni mortali. E questa fotografia purtroppo non c'è neanche molto chiara e questo non porta vantaggio sicuramente a tutto il mondo del lavoro e soprattutto alla sicurezza dei lavoratori e delle persone in generale. Perché non abbiamo questa fotografia? Perché i dati ci vengono dati dall'INAIL, che è un istituto assicurativo primariamente, e che è andato a inglobare anche l'ex ISPELS, come vi ricordate, che è l'istituto superiore che si occupava di sicurezza sul lavoro, ente che è stato giudicato dai nostri politici un ente inutile. Ora era l'unico ente che c'era che si occupava della materia. L'hanno ritenuto inutile e quindi l'hanno conglobato nell'INAIL, che però non ha dato seguito alle attività che svolgeva l'ISPELS. Era sufficiente probabilmente lavorare diversamente, far lavorare diversamente l'ISPELS, farlo funzionare. E invece, come al solito, i cambiamenti forse fanno più effetto e quindi è stato soppresso. Ora ci troviamo ad avere una situazione di statistiche degli infortuni mortali, ma anche degli infortuni che derivano solo
da una prospettiva che riguarda solo i lavoratori che sono soggetti alla tutela assicurativa INAIL. Per fare un esempio, i liberi professionisti come alcuni di noi, se si fanno male o comunque se succede un evento negativo in ambiente di lavoro, non sono compresi in questa classificazione e quindi non vengono ritenuti morti sul lavoro. Pensate, l'altro giorno ho letto un articolo che riguardava i morti sul lavoro nella provincia di Treviso. Purtroppo già dal 1° gennaio dobbiamo contare 8 morti sul lavoro solo in provincia di Treviso. Però lo stesso articolo metteva in evidenza il fatto che l'INAIL forse non riconosceva 2 di questi. Quindi probabilmente ci troveremo che 2 di queste persone sono morte nei luoghi di lavoro, ma non essendo riconosciute INAIL, non andranno a finire nelle statistiche. Sembra che siano, probabilmente un domani troveremo che sono risuscitati. Questo non è positivo ovviamente, comporta una responsabilità che dobbiamo dire a voce alta, dobbiamo far sentire da parte di tutti gli enti preposti in qualche maniera o che si occupano di sicurezza, quindi già a partire da governo, Parlamento, ma soprattutto direi regioni che hanno tagliato i fondi e che quindi hanno ridotto la possibilità per gli ispettori del lavoro o comunque per gli SPISAL di operare in maniera efficace. Non so voi, ma a me sul tavolo non arrivano più verbali di contestazione. Arrivano i verbali di contestazione solo quando c'è un evento infortunistico e quindi si avvia un procedimento penale. Allora in quel caso vengono fatte le indagini, ma senza un evento di questo tipo negli ultimi anni a noi non arrivano più verbali di contestazione. Ricordo che fino a 5, 6, 7 anni fa arrivavano con una certa frequenza, mentre adesso non arrivano più. Questo cosa significa? Significa che se anche ci raccontano che i controlli non sono diminuiti, in realtà sono realmente diminuiti o comunque non sono efficaci come lo erano pochi anni fa. Questo dimostra la poca attenzione che c'è a tutt'oggi nei riguardi della sicurezza sul lavoro. Parallelamente a questo evento c'è un altro evento che riguarda il mondo sindacale, che appunto si pone l'obiettivo di riflettere, di fare una riflessione sugli infortuni mortali nella Regione Veneto. Pensate che nella Regione Veneto c'è stata nel 2017 una riduzione degli infortuni mortali. Quindi si potrebbe dire, siamo sulla giusta strada. Niente di tutto questo, perché nel 2008, come vi dicevo, solo in provincia di Treviso ce ne sono già 8, quindi se un anno diminuiscono, l'anno successivo aumentano. Sostanzialmente c'è una certa stabilità. Direi quindi che possiamo sicuramente parlare di responsabilità da parte direi non tanto del legislatore, ma di chi deve applicare questa normativa, ma quando parliamo di responsabilità dobbiamo innanzitutto pensare se noi stiamo contribuendo, stiamo facendo qualcosa di utile ed efficace. E molto spesso mi trovo a ragionare con i miei colleghi e a pensare qual è il vero scopo di un esperto della sicurezza. Qual è la mission di una persona che si occupa a tempo pieno di sicurezza sul lavoro, quindi di un esperto di sicurezza? Perché se pensiamo che sia un lavoro come un altro, se pensiamo che sia un lavoro che in qualche maniera deve far guadagnare, deve far vivere delle famiglie, deve portare soddisfazioni professionali, siamo un po' limitanti. E in questo modo sicuramente non raggiungeremo l'obiettivo di intaccare questo fenomeno infortunistico che non cambia in Italia. Dobbiamo pensare che la mission principale quando facciamo una qualsiasi attività deve essere quella di evitare gli eventi pericolosi, cioè di evitare gli infortuni sul lavoro, di evitare che famiglie vengano distrutte. 1000 famiglie all'anno che vengono distrutte a causa di un infortunio mortale non è certo un numero che fa piacere. Quindi se tutti noi lavorassimo indirizzando le nostre attività con maggiore attenzione verso questo scopo prioritario, primario che deve esserci, forse cominceremo a vedere anche dei risultati differenti. Quindi innanzitutto, a mio modo di vedere, dobbiamo fare un mea culpa, almeno io lo faccio, perché non riusciamo a intaccare questo triste fenomeno. L'evento di oggi si pone con l'obiettivo ovviamente di divulgare le conoscenze che nel caso specifico i relatori hanno maturato negli anni su questo tema ed è proprio indirizzato a condividerle con voi. Cercheremo anche di dare spazio alla fine in modo da cercare di confrontarci quanto più possibile su quello che andremo a dire
ma è importante pensare che dobbiamo abituarci a lavorare in sicurezza. Direi anche che se parliamo di spazi confinati è imbarazzante constatare quanto si sia lontani dall'operare in sicurezza. Dall'operare in sicurezza in ambienti che hanno un rischio specifico molto elevato, che vede poi alla fine coinvolti negli eventi infortunistici non solo gli operatori, ma addirittura i soccorritori, no? Quindi negli spazi confinati il dramma è duplice: da una parte chi opera negli spazi confinati, da una parte anche chi soccorre. Soccorre naturalmente con spirito di sacrificio, però assolutamente non deve essere uno spirito di sacrificio che comporta agli stessi soccorritori di incorrere in questi eventi. Oggi abbiamo anche la fortuna di avere con noi il dottor Rocco Scibona, che si occupa quotidianamente di organizzare i servizi di prevenzione e protezione, ma soprattutto i servizi di primo soccorso, proprio in attività, per le attività che si svolgono in luoghi confinati o a sospetto di inquinamento. Quindi, tornando al mea culpa, devo dire che uno dei fattori che viene principalmente trascurato nelle attività che si svolgono in questi luoghi è quella del coordinamento, della promozione del coordinamento, dello scambio di informazioni con le imprese e con i lavoratori autonomi. E questo ce lo direbbe già l'articolo 26 del decreto legislativo 81, no? Il datore di lavoro committente deve promuovere il coordinamento fra le imprese in appalto e i lavoratori autonomi. Ma poi il DPR 177 ha fatto di più perché è relativo proprio a ambienti in cui il rischio specifico è molto elevato. Ha fatto di più e ha individuato una figura di cui sinceramente non se ne sente parlare molto, che è il rappresentante del datore di lavoro committente per le attività che si svolgono appunto in questi luoghi. Noi di recente abbiamo anche progettato e già iniziato a erogare un corso di formazione che abbiamo elaborato sulla base della nostra esperienza, progettato sulla base della nostra esperienza, e che è rivolto a questa figura professionale. Ma se voi cercate su internet, oltre a noi che però l'abbiamo fatto solo da poco, non troverete attività formative rivolte a questa figura. Proprio l'altro giorno, in occasione di uno di questi corsi, sono stato in qualche maniera toccato da una testimonianza da parte di 3 iscritti che hanno detto: ma la nostra azienda ci ha iscritto a questo corso perché vuole che facciamo i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti del datore di lavoro committente negli spazi confinati, ma non sappiamo che cos'è, non sappiamo che cosa vuol dire. Ci hanno sbattuto, tra virgolette, in questo corso. Ecco, questo potrebbe far sorridere, in realtà a me non fa sorridere molto, perché ci dà il senso di quanto poco sia applicata la normativa. Questa figura è fondamentale, lo vedremo dopo con gli interventi dei nostri relatori, ma mi viene da pensare perché finora ancora non si sia fatto nulla in tutto questo. Eppure le esperienze già in processi, anche quindi in occasione di eventi infortunistici particolarmente gravi, ci sono state. Ma io non ho letto in sentenze ancora nessuna citazione in merito a questa figura professionale, ma è una figura importante. È quella figura appunto che permette di mettere in pratica e di controllare anche, perché come vedremo ha funzioni anche di coordinamento, almeno di indirizzo, di vigilanza, di vigilare nei luoghi negli spazi confinati o a sospetto di inquinamento. Ecco, quindi dobbiamo fare un mea culpa, fermarci e forse riflettere su quello che stiamo facendo. Ovviamente non dovremmo farlo solo noi, ci auguriamo che lo facciano anche in altre sedi, ma sicuramente è in qualche maniera molto apprezzabile che voi vi siate fermati una mezza giornata e abbiate colto l'occasione di approfondire questo argomento con la speranza di riuscire tutti insieme a incidere fortemente sulla riduzione del fenomeno infortunistico. Quindi grazie ancora per la vostra presenza e grazie per quello che farete anche per queste famiglie che in qualche maniera subiscono questi drammi. Grazie ancora, lascio la parola a Federico Maritan, l'ingegnere Federico Maritan, che illustrerà sin dall'inizio un po' anche la storia di questa figura professionale.